Lei rappresenta 10 anni di continuità del buon governo sotto la guida Lanzarin, conosce bene la macchina amministrativa, i suoi punti forza e quelli deboli. Con che entusiasmo si mette in gioco? Faccio parte dell'attuale amministrazione, mi metto in gioco con l'entusiasmo di uno che ha governato 10 anni di buon governo, per cui da parte mia il massimo impegno, ma la massima serietà e soprattutto l'esperienza che porto avanti nei 10 anni acquisiti. Parliamo invece dell'IMU, questa nuova tassa sulla prima casa. Che cosa intendete dire ai cittadini che dovranno sobbarcarsi questo nuovo fardello? L'IMU era nata come un'imposta federalista, è stata ora anticipata al 2012 dal governo Monti, un'imposta che è diventata al 70% statale. Sicuramente noi stiamo facendo delle analisi, naturalmente non vorremmo applicarla o non vorremmo fare aumenti sulla prima casa, soprattutto sulle attività produttive. C'è da dire però che l'IMU di per sé, aumentando la base imponibile al 60%, naturalmente avrà un piccolo aumento. Da parte nostra comunque siamo l'amministrazione che non ha mai fatto aumenti su quando era l'ICI della prima casa e soprattutto non ha mai applicato l'addizionale comunale. Credo che i cittadini rosatesi ci conoscono e su questo devono crederci. Quella del sociale è sempre un tema molto forte, soprattutto in questo momento purtroppo di crisi economica. Che risposte volete dare, intendete dare alle famiglie e alle fasce più deboli? Abbiamo messo all'interno del nostro programma la persona come in primo luogo, la famiglia, vogliamo aprire sin da subito uno sportello famiglia e abbiamo soprattutto la necessità di aprire, visto le necessità all'interno del comune di Rosà di 70 famiglie, di costruire una casa alloggio per anziani non autosufficienti. Abbiamo già ricevuto 16 quote regionali e vogliamo puntare a dare una mano a queste famiglie che accudiscono a casa i propri genitori. Tra i punti forza infatti del vostro programma c'è anche una mano tesa all'economia? Sì, vogliamo applicare, come abbiamo già fatto in precedenza, lo sportello unico alle imprese per dare una mano a delle risposte semplici, concrete e puntuali alle nostre imprese. Il 6 e 7 maggio scegli la continuità nel rinnovamento e vota Paolo Bordignon.